Il 29 luglio 1976, esattamente 50 anni fa, Francesco Fabri diventava Ministro della Repubblica Italiana. È sulla scia di questa data, di questa ricorrenza, di questo straordinario onore e grandissimo orgoglio di questa comunità che la città di Pieve di Soligo, la Rete Vita Illustre, insieme a altri, il Consorzio Bimpiave e la Fondazione Francesco Fabri, si mettono insieme e dedicano una serie di iniziative importanti nel segno di una memoria feconda, l'omaggio, il tributo a Francesco Fabri, che è stato un cristiano coerente, una persona impegnata totalmente a servizio della società e delle istituzioni, ed è stata una figura che troppo prematuramente è mancata e manca a questa comunità. Ecco, in questo senso, da luglio 2026, quindi mercoledì 29 luglio, fino a gennaio 2027, purtroppo 50 anni dalla prematura scomparsa del ministro in carica Francesco Fabri, noi saremo qui a dire con tutta una serie di iniziative il tributo a una persona che ha inscindibilmente collegato la sua vita, il suo esempio, la sua opera a questa terra, a questa Marca Trevigiana.